Ehi, Nicolò, Giustissimo. dimmi, questo biglietto da chi ti fu lasciato? Ah, non so, dopo detto. Non c'era bottega quando che la portavo, o da mandare i mesoni, ma non calore, sai. È una cosa curiosa. Tu che sei veneziano, dimmi, nel tuo linguaggio, cosa vuol dire galano? Galano, io non capisco. E qui non dice così? Sta parola non l'ho mai sentita in miei dì. Ah, Galan color de rosa, adesso capirò. Galan e non galano. Non è un tuttù? No, sì o no, vuol dire una cordella bianca, celeste o sguarda, legata per esempio a modo di coccarda. Ora ho capito. Mi lasciò il biglietto, avrà per segno un nastro color di rosa in petto. Comandi a niente. Sia il caffè preparato. Lo vorrà qua? Preparami un camerin serrato. Se verranno delle maschere, vogliamo la libertà. Illustrissimo padron, mi domando scusa. In sto paese queste cose non si usa. Le botteghe onorate non servono ai camerini. E non posso a mio modo spendere i miei quattrini. Illustrissimo padron, mica domando scusa, in sto nostro paese queste cose non si usa. In pubblico si viene a bere il caffè e così lo beve in pubblico da sospettarlo che femmine d'ogni rango non vedrà in tempo delle maschere venire con libertà. Ma con la libertà c'è reso universale, in faccia del gran mondo si schiva il musulmano. Oh, di rendermi sospetto non era il pensier mio. Quel che gli altri costumano, vuoi costumare anch'io. Preparate il caffè. E quanti? Io non lo so. Cosa varrà per quanti? Subito che farò. L'acqua calda se è pronta e il caffè se è bruciato, subito che me lo ordina, lo mangiano in un fiato. E se è più buona, sai, quando che si è fatto apposta. In materia di questo, lui sa, non che è risposta. Per sta sorte di cose, là da venire da noi, per il caffè del Levante, Venezia e poi no più. E questa incognita. Padrona mia, E fa adesso grazie una gran carestia. non capisco, signora. Oh, me capisco bene, ma de amiche vecchie non si degna. In Venezia, signora, non ho amicizia alcuna. Se acquistarne potessi, sarebbe una fortuna. Oh, saremmo conosciuto in paese lontano. Dove? Se non mi inganno, o a Torceo o a Burano. E non so questi paesi dove siano nemmeno. Ma fatemi questa grazia, dimmi chi siete almeno. E migo nome Pandora. Pandora. E voi? Marfisa. Ho due nomi veramente da muovere alle risa. Brave signore mie, vedo che volentieri si usa da voi talvolta burlar coi forestieri. Piacemi estremamente del vostro sesso il brio, ma però vi avvertisco che so burlare anch'io. E fa, mio paron, non si usa in sta città a burlar coi forestieri. Se ho mai sta a burlar? E come? In che maniera? Volete voi sentire se mi ha un bel corbellato? Or ve lo fo capire. Vi leggerò un biglietto che a fe vale un tesoro. Scoprirò se per sorte ha scritto una di loro. Ferdinando adorabile. A me. Non si è ben detto? Vi par che io sia adorabile? Se sa chi che l'ha scritto. Io non lo so finora. Ferdinando adorabile. Fin qua non che se mai. Non sei neanche espressabile. Grazie dell'opinione che formano di me. E se lodano il biglietto, qualche sospetto c'è. Un incognito amante vi ha consacrato il core, costretta notte e giorno a sospirar d'amore. Per me. Ma non lo merita, forse? Sei una maraviglia. Quella che ha scritto il foglio, par che in essa vi sia. Appena vi ha veduto, coi rai del vostro viso, si è sentita colpire da un fulmine improvviso. Questo ha del romanzesco. Ma perché? Ma non se ne dà, stiamo d'improvvisi. Quello scrive sarà. Se una di queste due è vergato a questo foglio, qual di loro sia l'autrice assicurarmi io voglio. Ma sentite, or viene il buono. La vostra innamorata, per un riguardo onesto, si tira ancor celata. Oggi voi la vedrete con mascherato aspetto e avrà un galan per segno, color di rosa, il petto. Diavolo! Cosa sento?
Ma ditemi, e quel galano l'hanno tutte le donne del popolo veneziano? Perché? Perché poc'anzi 2 maschere civili avevano dinanzi 2 nastri a quei simili. Da seno? Certamente. Cosa dici tu, Bettina? Anche sì che sta lettera si è scritta da Marina. E sei anche capace. No, non scoversiamo niente. E da loro il biglietto si vede apertamente. Hai qualche idea di chi possa averlo scritto? Non direi, se non temessi di essere troppo ardito. Via via la diga. Mi pare che sia la veneziana che mi ha scritto il biglietto, poco da me lontana. Maschera. A me? Ma se per quel che vita, e se il biglietto è sincero, perché non mi scoprite? A me non l'ho scritto di certo. Mi non so del biglietto, ma sa chi l'aveva scritto? Quella dell'anelletto. Come sapete voi che io ho donato un anello? Ma noi altri sappiamo tutto. L'ho anche vista, è bello. E sareste mai una di voi Bettina? Mi Bettina, sure no? Sai chi sono? Marina. La signora Marina, quella giovane bella che sul festino ieri sera brillò come una stella. Ma Ignacio? Signora, vi giuro, in verità, mi ha incontrato la vostra amabile beltà. Di quante ne ho vedute, siete la più brillante, l'unica che può rendere questo mio cuore amante. Deridere e burlar vedo che sei diletta, ma qui ha dell'anelletto a Zebè e giovinetta. Oh, Bettina avrà il suo merito. Ma francamente dico che in paragon di voi io non la stimo un fico. Maschera, andiamo via. Venio, aspetti un pochetto. E dunque non la che piace qui ha dell'anelletto? È bella se vogliamo, ma non saprei amarla. E poi quella sua madre non posso tollerarla. Andiamo via che c'è tardi. Vanno a dar via. Perché? Non mi fanno l'onore di bere un caffè? Grazie, grazie, oggi nasco. E dica, signor Foresto, che piace Marinetta. La signora Marina mi piace e mi diletta. La venero e la stimo. E lo inganno e voglio che ella sinceramente mi parli in questo foglio. Sto foglio non è mio, che dico il che mantegno, ma ste lettere non scrive che ha un pochetto di ingegno. Marina lo ringrazia della sua gran bontà e in premio la lo manda a 3 miele alle strade. E questo cosa vuol dire? Vuol dire liberamente che nelle sue finesse non si faceva niente e che se Marina lo manda a 3.000 della destra, lo manderà a Bettina 16.000 più là. Maledetta Bettina e Marina, e quante sono? Tutte le farmi vengono sul medesimo tono. So pure che per fama le donne veneziane passano per gentili, vaghe, discrete e umane, intesi lodare da ciascuno in ogni parte. So che di farsi amare onestamente all'arte, e so che i forestieri che furono in questo loco della loro gentilezza si lodano non poco. Ma a me, per mia sfortuna, sinora mi è capitato gente da cui mi vedo deriso e beffeggiato. Anche Marina stessa mi insulta e mi corbella. Ma poi chissà se è vero, se Marina è quella. Fammi ancora impossibile che donna sì gentile possa un uomo corrispondere con animo civile. E cerco e non ritrovo. Dove sarai andare? Chissà te frasconasse dove le sei imbusare. Che scrisse questo foglio? Tento scoprire il vano. Ecco un'altra maschera col solito galano. Oh, in verità da seno, hai fuori serge qua, che sul festin del sera alga tanto cioccolà. Via che me ne vada, prima di impazzire ancora. La dica? Mi comandi? Vada via. Oh sì, signora. La senta una parola. Tutto quello che vuole. Posso sapere niente? Tutto quel che la vuole. Questa è più compiacente. Vuole il caffè? Sono sola, del resto è beva via. E non basta un non d'onore sia secco in compagnia. Conosco il suo buon cuore, non voglio farmi torto. Vuole che ti ordina dunque? La mi fa un favore. Caffettiere,
Mandi, Un caffè. padrone, quello devo portare, me lo porterà l'ebrio. Ma spicciati impertinente, porta il caffè. Da punto che faccio bolgia qui con zucchero e tutto. Se non mi burla, in volto la vedrò. Ho camminato e sono stanca. Sì, dai. Mi sentirò. Ma che si senta anche io, che da ieri sera in qua non può essere ancora, che basta di stare a casa. È vero, fui sul festino. E ci foste anche voi? Sì, sì, E ho ballato di molto. la balanca con me, Ho ballato con tutte. l'ha fatto bene, sì giusto, ma mi pare che con me la più ballata, con più gusto. E posso sapere chi siete? Ma che ne indovinamo? Mi confondo le maschere, indovinare non so. E quel che confonde mi fa più di ogni altra cosa è quel nastro incarnato, ossia color di rosa. Sto garage fa specie? E certo, perché in un biglietto dissemi che avrebbe chi mi vuol bene in petto. La dica, sto biglietto cominciò così. Ferdinando, adorabile. Senz'altro, eccolo qui. Voi potete spiegarmi quel che saper desio. Chi vergò questo foglio? È il carattere, è il mio. Dunque, voi siete quella che ad onorarmi inclina? Voglio farmi del merito, già che non sei Marina. Certo, qui assumi, come dice il biglietto, costretta notte e giorno a sospirare d'affetto. Oh, ti ringrazio, fortuna. Al fin scoperto il vero. Al vostro cor, signora. Posso sperare sincero? Caspita, sincerissimo, le putte per mia, questa sorta di cose non è dice bugie. Parfumi nella voce. Siete fanciulla? Giovani o maritata? Oh, son putta. E perché non accompagnata? Go, la mia compagnia, quella di sto cantone, sapevamo per parlarvi, senza verso gestione. Il gesto è una maniera, parmi che sia bellina. E la vostra condizione? Oh, sono quasi cittadina. Per me sarà un onore che non merito certo, servire una signora qual siete voi di merito. Scopritevi di grazia. Questo caffè non viene? Il desiderio di vederla Il caffè è pronto. mi fa vivere in pene. Vieni gente? Si smascheri, signora. Siamo soli, caffè, non vedo l'ora. Mi conosci? Cosa c'è stato? Niente. Ma che vi mai? No, signora, par che mi dolga un dente. Via via, che passerà. Se lo vuoi sto caffè? La lo cerca? Gran fortuna che oggi è toccata a me. Devi dell'altro zucchero. Vieni qua, caro figlio. Ancora? Ma sei mezz'ora con zucchero capogiro. A me le piace dolce. E a Ela? Certamente. Quel caffè non è dolce. Non mi piace per niente. Che caro, sto dolcetto. Le fece che fa la luna. Mi consolo con ella. E di che? De sta fortuna. Anche costui mi burla. Vorla che andiamo via. Vada pure. Ma non so degno di essere compagnia. Ma non è accompagnata? Via. La vegna con me, che con le putte si vede. Non si tratta così. E dove destina andare? A casa. Che diranno? Su una putta sua pari col forestier vedranno. Cosa vuoi che dica? Posso fare quel che mi pare. Nessuno mi comanda. E so da maritare. A me dare la mano. Godiamo questa vecchietta. Eccomi qui a servirla. Cara, sta grazietta. E stiamo spiegando insomma che... Bravi!